Buongiorno a tutti, la Biblioteca Beria ha avviato un ciclo di conferenze su temi di enogastronomia ligure che riguarderanno il territorio ligure, la gastronomia, le tradizioni culinarie della nostra regione. La Biblioteca Berio organizza questo ciclo di conferenze predisponendo anche delle proposte di lettura, confezionando delle bibliografie ad uso di chi vuole approfondire questi argomenti e anche una serie di esposizioni di libri sia antichi che moderni al piano terra della biblioteca. A tenere questi incontri saranno Luisa Puppo, ambasciatrice di Genova nel mondo, e Umberto Curti, esperto di enogastronomia ligure, che ha scritto anche numerosi testi sull'argomento, posseduti anche dalla biblioteca. Questo ciclo di conferenze avrà il nome di Genova Genius Loci e sentiamo direttamente Umberto Curti per sapere più nel concreto di che cosa ci parleranno. Grazie Danilo, intanto la gioia di tornare in un luogo che tanto frequentai da studente prima di tutto, quindi c'è un po' un amarcord, no? In qualche modo anche di nostalgia. Parleremo davvero di Liguria, di valori profondi di questa terra. I 3 appuntamenti a cui vi invitiamo sono oltretutto a ingresso libero, saranno venerdì prossimo, ovvero il 18 di ottobre, con un incontro dedicato a 2 eccellenze della nostra terra, quali il basilico genovese e l'olio extravergine DOP Riviera Ligure. Si proseguirà poi il 15 di novembre, sempre venerdì, sempre alle ore 17, con una conferenza che ho dedicato, mio padre era di San Pierdarena, proprio a questa delegazione, le antiche trattorie di San Pierdarena, no? Un viaggio verso queste aree che oggi hanno subito grandi trasformazioni, ma che raccontano storie avvincenti anche dal punto di vista gastronomico, e il gran finale provvisorio, perché il 2020 vedrà altre iniziative, dedicato al Natale attraverso anche la cuciniera genovese di Gio Battaratto. Queste conferenze sono ambientate davvero in un luogo che è centro della vita culturale cittadina, che ci sta dando una straordinaria collaborazione, quindi saranno momenti di convivio e di approfondimento veri. Grazie molto allora Umberto Grazie a voi. Curti, vi aspettiamo tutti all'Averio.